proprio alla cabina principale dobbiamo salire. Proviamo da questa parte. Attenzione che qua ci deve essere il pezzo grosso. Maledizione. Oh, eccolo! Ho trovato anche la mia... Ecco che inizia a sparare il dannato. Vediamo un po'. Eccolo. Dannazione. Dobbiamo utilizzare la Molotov. La Molotov e soprattutto tenere le lunghe distanze, perché soprattutto sarà molto ma molto più equipaggiato di noi questo dannato. Attenzione, eccolo, vediamo un po'. Si sta avvicinando. Eccolo lì. Ottimo. Ah! Dannazione. No, il sasso. Dannazione, non ricordo come si lanciano appunto le granate. Oh, sta arrivando. Sta arrivando. Ai. Dannazione. Ma oddio, un bisturi nelle mani. Scusate per queste azioni ragazzi, ma non voglio perdere appunto nulla. Devo cercare di entrare nella maniera adeguata. Ecco là, deve essere appunto nel container. Vediamo un po' se è nel container il nostro amico. Eccolo, vediamo dov'è. Deve essere qui. Maledetto. Non ricordo come si lanciano appunto le granate. Dannazione. Come si lanciavano le granate? Dannazione. Maledizione. Eccolo. È andato giù ragazzi, perfetto. Non ricordo come si lanciano le granate, però è andato giù finalmente. Eccoci qua finalmente all'entrata. Scusate per tutta l'avanzata, però ce l'abbiamo fatta. Avanti, un po' di olio di gomito, amico mio. Olè. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro. Mi devo ricordare come si lanciano granate e mine, perché potrebbe essere molto utile utilizzarle. Bene, allora, vediamo un po' dove siamo arrivati. Ok, avanti, mi serve la ricerca. Arco immediatamente. Infiltrati nella nostalgia. Mi sembra una missione di 007 ragazzi. Vediamo di andare avanti. Ci sono numerevoli allarmi. Speriamo che qua troviamo qualche cosa per curarci, perché siamo veramente fritti e strafritti. Attenzione. Oh, ecco il primo. Vieni qua bello. Vieni qui. Ci facciamo adesso un bel giro di sola andata da questa parte, in modo tale che non ti trova nessuno. Ottimo, qua sempre storie alla Hitman ragazzi. Sempre in tema Hitman, non ci spostiamo mai da quel tema. Vediamo se troviamo... Ah, un kit medico, perfetto ragazzi. La storia diventa ancora fattibile. Vediamo adesso di saccheggiare un pochino. Cos'hai amico mio? Pillola di efedina. Efedina, una cosa mai sentita. Vediamo cosa c'è da questa parte. Bottiglie di vino, bellissime. Olè, numerevoli pirati davanti a noi. Allora, devo intanto capire come si lanciano queste dannate Molotov. Perfetto ragazzi, sono riuscito a comprenderlo andando nel menu delle opzioni. A quanto pare era un tasto abbastanza facile. Perfetto, la rotellina del mouse. Ok, vediamo innanzitutto di attirare qua i nostri nemici. Ha sentito? Perfetto, si sta avvicinando. Adesso lo faremo arrivare immediatamente qui dentro e lo elimineremo con un colpo rapido e veloce alla testa. Ecco, vediamo se arriva. Perfetto, amico mio, devi venire qui dentro. Ottimo, ci mettiamo da questa parte per eliminarlo con un colpo al capo col nostro bell'arco. Attenzione. Ole! Perfetto, mamma mia, non vorrei essere nei suoi panni. Mamma mia, una freccia direttamente in testa, oddio. Raccogliamo quello che ha da in tasca. Oh! Quanti pirati ci sono a bordo? Ma veramente, cioè uno dietro l'altro. Vediamo da questa parte, eliminati tutti e due. Perfetto, raccogliamo la freccia perché può essere l'unico nostro mezzo di salvezza. 6 frecce ancora ragazzi. Non so come appunto avrei fatto se non avessi avuto le frecce qui appunto sulla nave. Hanno degli equipaggiamenti da immersione. Oddio, chissà che cosa avevano in mente. Dobbiamo scendere al piano di sotto. Perfetto, qua c'è appunto un cadavere. Ecco il primo allarme, disattiviamolo. Tutti gli allarmi disattivati. Non arriveranno rinforzi. Sangue. Oddio, e cosa combinano qua sotto questi maledetti? Qua c'è un'altra bella porta. Vediamo di aprirla. Perfetto. Ok. Mamma mia. Ci sarà un motivo perché ci hanno dato tutti questi kit medic. Allora, analizziamo la situazione. C'è un bel pirata qui davanti a noi. Facciamogli una bella foto. Amico mio, questa va dritta dritta al presidente. Oddio. Ce ne deve essere solo uno. Adesso appena giro dall'altra parte cercherò di individuarne altri. Vediamo. È solo, anche se questa cosa qui non mi piace. Vediamo di eliminarlo. Perfetto. Abbastanza cieco anche il nostro amico. Vediamo un po'. Cos'è questo? Vediamo. Non c'è niente di importante. Oh! La freccia addirittura neanche è entrata bene ragazzi. Non sono riuscito a tendere l'arco in maniera proprio adeguata, e quindi proprio l'abbiamo eliminato con molta semplicità. Vediamo da questa parte. Qui c'è un altro allarme, è stato disattivato appena adesso. Voglio vedere se c'è... Questa è una specie di mensa. Voglio vedere se c'è... Oddio, chi è? Voglio vedere se ci sono soprattutto kit medico, ma a quanto pare non ce ne sono più. Vediamo, anzi sì, qua c'è qualcosa, perfetto. Vediamo un po', vediamo di curarci magari con questo kit. Ottimo, e prenderci questo, perfetto. Completa salute e soprattutto abbiamo anche un'altra bella riserva. Andiamo, vediamo se c'è qualche altra cosa qui intorno. Oh, questo deve essere un allarme qui alla nostra destra, oppure no, una specie di lucernaio rosso, ma non influirà sulla nostra posizione. Allora, cosa c'è qui dentro? Allora,
Questa sarà una specie di nave. Ah, appunto, e il nostro amico ci ha mandato su questa nave perché dovevamo cercare un pezzo antico, un pezzo di antiquariato, e a vedere da tutte queste statue qua dentro ci troviamo nel posto giusto per trovarlo. Allora, analizziamo la situazione. Ci sono innumerevoli pirati qui davanti a noi, un normale pirata, eccone altri due. Trova il computer della nostalgia. Dobbiamo essere rapidi e veloci, rapidi e precisi per eliminarli. Ok, attenzione, l'unico modo è quello di eliminare questi due con l'arco e il terzo anche con una bella freccia. Vediamo di essere precisi e soprattutto evitare di sbagliare. Mi prendete per il culo. Dopo tutte quelle menate sul fare rapporto, io lo faccio e non gliene frega Fuoco! un cazzo a nessuno. Au! Ottimo! Eccone un altro. Perfetto, eliminati. Vediamo un po' di andare in avanti, raccogliamo il tutto. Tutte le frecce che sono disponibili, oppure sono penetrate così tanto che non riusciamo a staccargliele. Maledizione. Probabilmente non possiamo prendere, anzi saccheggiamo. Vediamo. No, 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 non voglio la K47, il mio caro arco. Dannazione. Saccheggiamo. Perfetto. Vediamo se possiamo riprenderlo. No, a quanto pare sono così perforanti che gli hanno penetrato il tutto e non siamo riusciti neanche a staccarle. Perfetto. Allora, vediamo un po', 3 frecce. Questo deve essere l'entrata della nostra della stiva, probabilmente. Vediamo. Oh, attenzione, questo è un pezzo grosso, ragazzi. Ma non metti il computer. Che a parte non è così male qui. E come facciamo a eliminarlo questo dannato, ragazzi? Non so se riesco appunto con la nostra a ucciderlo con il coltello. Mi sa che dobbiamo fare una cosa diversa. Vediamo un po'. Eh sì! E crepa, amico mio! E crepa! Via, che questo ci ammazza! Vai a fuoco, amico mio. Vedete, ragazzi? L'astuzia a volte batte la forza. Ce l'abbiamo fatta. Se attaccavo con il coltello, quello mi faceva a fettine. Ecco qua, il gigante Golia battuto da Davide. Mamma mia, proprio un ciccione questo qua, eh? Vediamo un po' cos'ha. Munizioni per la mitragliatrice, perfetto. E il computer qui davanti a noi. Interagiamo, vediamo un po'. Scommetto che la posizione del pugnale è qui dentro. Eccola. Quella bussola sembra importante. Forse mi porterà al pugnale. Probabile. Oh, muoviti, cazzo! Prendi in giro. Oddio! No, 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 no! Dannazione, una bomba! Maledizione! Oh mio Dio! No, 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 tieniti! Dannazione, si sta capovolgendo la nave! Dannazione! Ah, stiamo finendo fuori! Questo deve essere il bloccaporto di emergenza! No, nell'acqua! Oddio! Ah. No! Siamo probabilmente in un detrito della nave! Ah! Sott'acqua! Via, via, via! Meno male che abbiamo potenziato l'abilità del ragno, quella che abbiamo la possibilità di nuotare più velocemente. Proviamo di qua. Ok. Usciamo. Ottimo, c'è una zona appunto che non è sommersa. Avanti. Devo uscire da qui. Via, 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 via. Chiudiamo per non far entrare l'acqua. Avanti. Perfetto. Procediamo, ci deve essere qualche altra terrà a cosa. lungo. Avanti, un'altra bella stradina. Oddio. Dove dobbiamo andare? Ecco qui un'altra bella porta. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Amen. Oddio. No. È completamente sott'acqua. Dannazione. Vediamo un po' dov'è il nostro punto di uscita. Dobbiamo procedere di qui. Avanti. Dannazione. Sto soffocando. Oh mio Dio. Chi è? Oh. Oddio. Chi è questo? No. No, 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 no. Lasciami in pace. Via. No, lasciami. Lasciami, brutto stronzo di con la testa un colabrodo. Ottimo. Dritto, dritto. Levati dalle scatole. Avanti, avanti. Mamma mia, per ora. Oh, che cos'è? Una bombola. Prendiamocela. Perfetto. Abbiamo preso un po' di ossigeno. Bellissima questa cosa però. Attenzione. Oh, dove siamo? Oh, avanti, dritto, 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 dritto. Avanti da questa parte. Checkpoint raggiunto. Meno male. Presto, presto. Oh, un altro. Ecco qua un altro aspiratore. Perfetto. Via, via, via. Lasciamo perdere l'aspiratore. Via di qui. Abbiamo ancora notevoli capacità di resistere. Oh, la pressione non mi fa uscire. Non ce l'abbiamo fatta. Siamo usciti immediatamente fuori. Guardate che bel botto.
Oi, Jason. Buongiorno, tesoro. Lo so che la foresta è bella e misteriosa, ma muovi il culo, dolcezza. Eccoti. Trovato il mio tesoro? Non era sulla nave. Ah, Jason. Spezzerai del tutto il cuore a Kit. Mi sembrava teso l'ultima volta. Perché me lo dici? Non lo so. Pur parlé, caro, pur parlé. Per caso hai preso la bussola? Ottimo, molto bene. La ricerca dice: segui la bussola. Grazie infinite. Quando vuoi. Ora, se riesci a badare a te stesso, io vado da Kit. Ok? Ciao. Missione completata ragazzi, successo, un pezzo di storia, una missione davvero molto bella, soprattutto molto intrigante. Vai a parlare con Buck, probabilmente se ne sarà andato verso il solito bar. Vedremo un po' di continuare la nostra missione, ovvero giù ai moli, la nostra nuova appunto, il nostro nuovo capitolo. Però prima di concludere il gameplay vedremo di assegnare un nostro nuovo punto all'interno della sezione del nostro ragno. Allora, abbiamo potenziato il tutto, abbiamo ancora la capacità di potenziare mano lesta, ricarica pistola, mitra e shotgun il 25% più velocemente. Però nella sezione dell'airone c'era qualcosa di più interessante, come iper siringa, le siringhe che prepari durano il 50% in più. Perfetto. E soprattutto potrebbe essere anche un'ottima idea, visto che abbiamo avuto questo problemino un pochino nella nostra nostalgia, stai sott'acqua più a lungo senza avere bisogno di riemergere per prendere fiato. Potrebbe essere un'idea abbastanza utile. Perfetto, visto che con l'acqua siamo davvero sposati. Perfetto, vediamo un po' di continuare la nostra campagna in single player all'interno del prossimo gameplay. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa missione, soprattutto del gameplay. Abbiamo scoperto addirittura una nuova ricetta, endorfine. Wow, molto importante, la analizzeremo nel prossimo gameplay. Ciao a tutti ragazzi.